Allora, altre questioni da affrontare, Presidente. C'è un fondo antiusura. Di che cosa si tratta? E Allora, quando c'è l'usura? Cos'è il rischio? allora, è un fondo che dà la possibilità di accedere a un finanziamento con tassi agevolati, naturalmente, che ha una capacità anche discreta, voglio dire, quindi si può chiedere un finanziamento di un certo valore fino a 50.000 euro, restituibile in 10 anni, quindi il tempo anche è lungo per restituire, quindi con una rata che sia appunto sostenibile per la famiglia, ed è rivolto a quelle famiglie che si trovano in difficoltà finanziaria, che quindi per qualche motivo non possono normalmente accedere ad un credito, ed è istituito proprio dal Ministero, quindi non è un fondo privato, ma è istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è l'attività relativa a questo fondo è in capo alla nostra associazione di cui si occupa da ormai oltre 20 anni. E la domanda la può fare qualsiasi famiglia si trovi in difficoltà appunto nel pagamento adesso purtroppo in quest'ultimo periodo delle utenze o di un finanziamento pregresso o di un mutuo eccetera eccetera. E i criteri di valutazione del fondo sono precisi perché sono stabiliti normativamente, quindi la legge prevede quali siano i criteri, quindi uno deve essere effettivamente in stato di necessità, quindi deve avere effettivamente bisogno di accedere a un finanziamento, deve avere comunque capacità restitutoria perché quello comunque è un requisito, nel senso che è un finanziamento garantito dal fondo che poi naturalmente erogherà un istituto privato, l'istituto del credito. E infine, naturalmente, il requisito di cui ho detto prima, la capacità espositoria non deve essere eccessiva, nel senso che deve rientrare nei limiti di garanzia previsti dalla normativa, come parlavo prima, entro 50.000 euro finanziamento, restituibile in 10 anni, quindi questo è in 10 anni. Il requisito, sì, esatto. Per le persone? Per le persone, sì, questo è rivolto proprio alle famiglie, ai cittadini che sono in difficoltà, ai consumatori che sono in difficoltà. Non esiste questa cosa, cioè perlomeno questo fondo non è per l'impresa, quindi per l'attività. Noi anche in associazione ci occupiamo per la stragrande maggioranza di consumatori e quindi è rivolto a loro. È uno strumento soprattutto utile per chi magari ha avuto un precedente finanziamento e ha una segnalazione. Sapete che purtroppo se uno non paga regolarmente la rata, anche se la salta e poi la paga successivamente, viene iscritto in un apposito sistema di informazione creditizia e anche se si estingue normalmente il finanziamento, l'iscrizione permane per un certo periodo e se uno accede a un altro finanziamento rischia di vedersi negato poi o richiede appunto un altro finanziamento, rischia di vedersi negata la richiesta di finanziamento e quindi anche chi ha una segnalazione negativa può accedere a questo fondo che è un'opportunità perché appunto si trova in difficoltà. Esiste poi un'altra figura che è l'arbitro bancario finanziario. Che cos'è? Attuale anche questo. Allora, l'arbitro bancario finanziario è un sistema per la soluzione alternativa alle controversie, cioè quindi invece che rivolgersi al giudice ordinario ci si può rivolgere a questo organo che prende e emette una decisione naturalmente. Quali controversie? Cosa vuol dire controversie? Allora, si occupa di controversie quando insorge un problema tra naturalmente il cliente e istituti di credito, quindi banca, posta, che sia, che per quello che riguarda le operazioni finanziarie, le operazioni appunto bancarie e finanziarie, ed è attuale perché ancora oggi ci sono molteplici casi di phishing e quindi di SMS truffa che portano, ad esempio questo succede spesso in associazione, lo vediamo spesso, che portano al prosciugamento del proprio conto corrente, magari perché uno facendo legittimo affidamento sul fatto che il messaggio provenisse, avesse lo stesso numero, fosse nella chat dell'istituto presso cui uno ha il conto corrente, e purtroppo viene contattato da un operatore che si finge naturalmente dipendente dell'istituto stesso e che riesce a carpire quei dati che sono necessari per poi effettuare delle operazioni fraudolente non autorizzate direttamente dalla persona e che si ritrova appunto in una situazione, aveva magari messo, come parlavamo prima, qualche risparmio da parte e si trova il conto prosciugato. Qui bisogna valutare, allora, l'arbitro bancario ha un costo irrisorio rispetto naturalmente al fatto di dover procedere per vie legali e quindi andare in giudizio, quindi recarsi in tribunale, quindi dover pagare e sostenere i costi dell'avvocato, del legale che assiste, ha un costo irrisorio perché il ricorso costa 20 euro, quindi parliamo veramente di cifre abbordabili, emette decisione che non è vincolante come quella del giudice che eventualmente emette appunto
alla fine emette la sentenza, però l'istituto che non si dovesse attenere alla decisione dell'arbitro ha non solo una cattiva pubblicità sul sito dell'arbitro che permane per 5 anni, quindi c'è riportato sul sito dell'arbitro stesso il fatto che l'istituto non si sia tenuto, in modo da dare un'informativa al consumatore che poi si rivolge a quell'istituto, che sa che se c'è un problema naturalmente l'istituto non si attiene alle decisioni. E anche l'istituto stesso sul proprio sito internet per 6 mesi deve pubblicare il fatto di non essersi attenuto alla decisione. In associazione, dicevo prima, ci sono molteplici casi, spesso si risolvono positivamente, perché o la banca consapevole del fatto di non... Allora, perché cosa si può incolpare all'istituto di credito? Una mancanza di sistemi atti a proteggere il consumatore, naturalmente ha affidato il proprio credito, i propri risparmi all'istituto, esatto, e la banca deve fare in modo che i suoi risparmi, il suo denaro sia protetto adeguatamente. Quindi bisogna valutare caso per caso, perché ogni caso è a sé stante, e capire fino in fondo quanto è grave la colpa del consumatore. Spesso non è totale, appunto, non è così grave, ma interviene, ci sono state delle anomalie nel sistema magari informatico della banca che ha permesso al terzo di reperire alcuni dati, oppure le operazioni sono avvenute anche in assenza di codice OTP o di autorizzazione attraverso l'app, e quindi spesso riusciamo ad ottenere rimborso, alcune volte integrale, alcune volte parziale, di quello che effettivamente è stato frodato, di cui diciamo la banca non ha responsabilità, o meno, certo, non ha una piena responsabilità perché c'è sempre un truffatore, però non ha fatto in modo di proteggere adeguatamente il consumatore. Chiaro. C'era un messaggio prima, vediamo di leggerlo, se la regia me lo può rimettere in onda. Per utilizzare dei vostri servizi ovviamente c'è una quota di iscrizione da pagare, e a quanto ammonta, se è possibile sapere? Vi ringrazio per il servizio di informazione che ci state dando, scrive Giovanni. Allora, assolutamente. Allora, nella nostra associazione diciamo che una prima consulenza, soprattutto informativa, per capire se possiamo procedere poi effettivamente in qualche modo o se possiamo dare qualche consiglio utile, perché purtroppo non a tutti i casi c'è soluzione, a molti sì, ma non a tutti. Quella è solitamente gratuita, soprattutto se consiste in una breve valutazione del caso specifico. Con una consulenza, insomma. Esattamente, anche in materia di energia abbiamo fatto in materia di consumi, appunto di bollette di energia elettrica e gas, abbiamo fatto abbiamo fatto qualche giorno fa un accordo col Comune, c'è un progetto anche con la Camera di Commercio, per valutare insieme, perché il problema nel settore energia e gas, prima il presidente di Adiconsum Veneto, il mio presidente di Adiconsum Veneto ha detto delle cose giuste, ma c'è un altro problema che noi vediamo quotidianamente, che sono i contratti, il fatto che ci siano, cioè nel senso la valutazione del contratto nel libero mercato che deve essere fatta in maniera approfondita, quindi valutare bene l'offerta che viene proposta, le condizioni contrattuali che vengono proposte, perché spesso viene illustrato semplicemente il costo della materia prima, che non è l'unica voce in fattura, e quindi uno si basa esclusivamente su quello, pensa di risparmiare, e poi a conti fatti addirittura non solo non risparmia, ma spende di più rispetto a prima. E c'è un protocollo, dicevo, col Comune, dove diamo una prima valutazione, anche per chi ha bisogno di cambiare fornitore o vuole un parere sul contratto che sta per sottoscrivere, meglio se lo fa prima di sottoscrivere naturalmente. Noi siamo disponibili gratuitamente. Se eventualmente c'è da instaurare un contenzioso o da fare una consulenza poi più approfondita, c'è la quota associativa, perché noi richiediamo esclusivamente la quota associativa, che varia in base al fatto di essere iscritti, noi facendo parte comunque o essendo fondati su iniziativa della CISL, se uno è iscritto alla CISL oppure no. Se volete posso anche dire le tariffe, non sono un mistero, voglio dire, sono pubbliche, e quindi sono 30 euro per chi è iscritto alla CISL e 60 euro per chi non è iscritto alla CISL. Però viene risolto, cioè si dà un supporto di una pratica? Assolutamente sì, facciamo la pratica, cioè la prendiamo in carico dall'inizio alla fine, e quindi facciamo un reclamo in prima istanza, perché quella è la modalità primaria per risolvere il contenzioso. Scusate. Quindi l'eventuale diffida, la lettera. Esattamente, e poi in alcuni settori come quello dell'energia, del gas, della telefonia, che è un altro settore che si dà parecchio da lavorare, esiste la procedura di conciliazione, che è una procedura appunto alternativa anche in questo caso, che porta ottimi risultati, perché quasi sempre, se non sempre, perché io tutte le conciliazioni che faccio sono un conciliatore appunto
da ormai un po' di tempo, le chiudo sempre positivamente, quindi con un accordo. Non mi è mai capitato di chiuderle con un mancato accordo, quindi sono più che soddisfacenti anche per il consumatore stesso. Quindi questo è importante, ma adesso mi sa che saliranno alle stelle. E queste procedure di conciliazione esistono con compagnie telefoniche, adesso anche con energia, gas, quant'altro, oppure non ancora? Allora, sì, no, la procedura esiste. Allora, mentre nella telefonia con le maggiori compagnie abbiamo un protocollo diretto come associazione dei consumatori, come Adiconsum, e quindi facciamo delle conciliazioni cosiddette paritetiche, quindi dove ci incontriamo direttamente, il conciliatore che tutela il consumatore si incontra direttamente col conciliatore che, diciamo, prende le parti in causa dell'azienda, della società verso cui è rivolta. E poi esiste anche, e questo succede, è previsto anche, ci sono conciliazioni paritetiche anche nel settore dell'energia e del gas, dove c'è un protocollo di conciliazione, ma anche dove non ci fosse, come per quelle telefoniche e quelle energetiche ancora di più, esiste la conciliazione attraverso l'autorità per quanto riguarda luce, gas e ARERA. Certo. E naturalmente ci seguiamo all'inizio della pratica, dall'inizio alla fine, quindi ci arrangiamo noi a discutere. Bene, siamo giunti al termine, chiedo alla regia di mettere in onda l'ultima slide, la seconda, che ci dà un po' il punto di tutto quello che c'è, il punto dei riferimenti, ecco qua, che possiamo trovare. Fai valere i tuoi diritti, iscriviti ad Adiconsum per appunto avere un'assistenza, soprattutto per contare anche di più, le sedi che sono presenti, il progetto che è sostenuto dal Ministero per questa informazione, appunto voi conciliate, verificate la pratica, ma state anche vicino alle esigenze dei cittadini e degli utenti, dando una protezione il più possibile aderente a quelle che sono le esigenze. Però è importante, appunto, come sempre si diceva, la partecipazione delle persone, quindi l'associazionismo. Io la ringrazio, Presidente, grazie di essere stato qui con noi. Mancano alcuni capitoli da affrontare, ma magari avremo modo in prosieguo perché il tempo veramente è volato. Grazie a voi telespettatori, la puntata la potete rivedere sul web, ma soprattutto se avete bisogno di qualsiasi tipo di assistenza o di consulenza, telefonate a Adiconsum del Veneto per essere supportati. Grazie ancora, buon proseguimento, a domani.